Una conquista recente è quella di considerare il dolore non un sintomo ma una malattia che necessita di una cura adeguata. Il malato ha diritto al sollievo e a non soffrire di un dolore inutile e insensato anche e soprattutto al termine della vita. Questo diritto è al centro di una legge, la numero 38, approvata nel 2010, che garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Il piano sanitario della Sardegna ne ha preso atto e così scrive: il controllo del dolore sia nel paziente affetto da patologie maligne che nel paziente che soffre di patologie benigne è un imperativo morale e un indice di civiltà, e con l'uso di terapie opportune è anche possibile alleviare il dolore durante il parto. Di questo parleremo nella terza puntata di Sardegna in Salute, la nostra finestra aperta sul mondo della sanità nell'isola: a quali porte bussare, a chi rivolgersi e quando, e sono questi i quesiti a cui cercheremo di dare una risposta. La guerra al dolore è appena iniziata. Le statistiche dicono che una percentuale del 20-26% delle persone è affetta da dolore cronico, spesso determinato dal persistere dello stimolo dannoso. È rappresentato soprattutto dal dolore che accompagna malattie ad andamento cronico, oncologiche, reumatiche, ossee e metaboliche. Si tratta di una condizione deprivata che, tra le altre cose, comporta per la società moderna costi enormi. Ogni anno si perdono infatti 500 milioni di giornate lavorative. Dal marzo 2010 persino la legge ha sancito il diritto del paziente al sollievo dal dolore inutile, promuovendo la terapia del dolore e le cure palliative. Per terapia del dolore si intende lo studio dei meccanismi del dolore e l'individuazione delle diverse possibilità terapeutiche. Sicuramente sapete che è stata promulgata il 15 marzo del 2010 addirittura una legge che tutela il diritto alla terapia del dolore e il diritto alle cure palliative. Non mi risulta che ci sia nessun'altra patologia per cui sia stata promulgata una legge. Purtroppo la legge 38, che sicuramente è una legge bellissima che ci invidiano, dicono, nel resto dell'Europa, ha delle difficoltà operative, particolarmente nella nostra regione siamo un po' indietro, anche se comunque abbiamo appunto delle realtà come questa nella quale opero io e i miei colleghi, che ci viene invidiata perché siamo dei medici che sono dedicati soltanto al dolore. Avere dei medici e degli infermieri che si occupano di questa problematica, anche se in maniera insufficiente, quindi non possiamo dare risposte a tutti, di questo ce ne dispiacciamo e ce ne scusiamo, però è già un passo avanti. Quali tipi di dolore e come vengono affrontati? Qualche esempio? Sì, nel nostro ospedale affrontiamo, essendo anche un ospedale oncologico, affrontiamo appunto il dolore del paziente oncologico, non soltanto appunto con le modalità farmacologiche, perché ci sono, e di questo bisogna prenderne atto, ci sono delle situazioni che non sono controllabili soltanto dalla terapia farmacologica, ma noi effettuiamo appunto la terapia antalgica a 360 gradi, in quanto nel nostro centro viene praticata anche tutta la terapia interventistica, perché in determinate situazioni occorre ricorrere anche per il dolore a dei veri e propri interventi. Ci sono delle situazioni del paziente oncologico che non rispondono più ai farmaci e che necessitano di interruzione della via del dolore. Questo perché? Perché permette al paziente di poter passare la sua vita residua senza dolore o senza essere costretto ad assumere magari quantità incredibili di farmaci che influenzerebbero la sua qualità di vita e magari non ottengono il risultato. L'altra faccia della medaglia è il paziente non oncologico e purtroppo abbiamo una lunga lista d'attesa di quei pazienti che necessitano non soltanto di terapia farmacologica, ma che potrebbero fare anche delle altre terapie e che comunque devono essere infilate appunto nel nostro imbuto, perché diamo la precedenza assoluta ai pazienti oncologici e poi cerchiamo appunto di dare risposte nei limiti del possibile. Che tipo di problema ha avuto? Dolore? Perché è venuto qui? Dolore perché io ho una polineuropatia sensitivo-motoria, quindi ho delle fitte agli arti inferiori che mi vengono più frequente e quindi tramite conoscenti mi hanno indicato qui appunto
al Busincu e c'era questa possibilità, impiantando un apparecchietto, di far cessare il dolore. Sono stato ricoverato una settimana fa. Ha avuto sollievo? Ho avuto un sollievo. Beh, fino adesso addirittura niente per quanto riguarda il dolore. Adesso speriamo che non mi vengano successivamente. Cosa è stato operato? Il signore è stato sottoposto ad un impianto di uno stimolatore periferico. Praticamente è una terapia di neuromodulazione elettrica, cioè neuromodulazione elettrica significa cercare di controllare gli stimoli dolorosi andando a impiantare sul sistema nervoso un filo elettrico che poi viene collegato ad un generatore di impulsi e quindi modula gli impulsi dolorosi che vengono trasmessi dalla periferia al cervello. Per ciascun paziente quindi c'è una risposta assolutamente diversa. Deve essere così, ogni dolore va studiato e scomposto in quelli che sono i suoi meccanismi, perché a seconda del meccanismo che scatena il dolore possiamo scegliere di effettuare una terapia farmacologica o una terapia interventistica, di neuromodulazione o di neurolesione. La differenza tra le due è che la neuromodulazione può essere elettrica e farmacologica e completamente reversibile, cioè nel momento in cui si interrompe la terapia si torna allo stato precedente, mentre le neurolesioni sono irreversibili. Se noi interrompiamo una via del dolore rimane interrotta per sempre. Chi indirizza il paziente all'unità operativa di terapia del dolore del Busincu? Ma dunque, molti pazienti afferiscono alla nostra struttura perché è inviata dal curante o da altri specialisti, ma molti anche hanno conoscenza del nostro centro per il passaparola. I pazienti l'informazione maggiore in genere la portano i pazienti. Noi accogliamo tutti quelli che possiamo accogliere perché chiaramente essendo sottodimensionati non possiamo dare risposta a tutti quanti, di questo ce ne scusiamo. Però il paziente può rivolgersi al nostro centro, fermo restando che noi diamo una corsia preferenziale ai pazienti oncologici con dolore e poi a una particolare forma morbosa che è la nevralgia del trigemino non responsiva ai farmaci, perché questo comporta un dolore incontrollabile che può portare il paziente anche al suicidio. Ecco perché gli diamo una corsia preferenziale. Per tutti gli altri pazienti esiste una lista d'attesa, purtroppo qualche volta anche abbastanza lunga. Ma non è necessaria una prescrizione medica? I trattamenti si pagano? Dunque, non è necessaria una prescrizione medica, la visita si accede con una normale richiesta. Tutti i trattamenti chirurgici che noi effettuiamo nel nostro centro sono completamente a carico del sistema sanitario nazionale, perché vengono fatti in regime degli hospital o in regime di ricovero ordinario, quindi è completamente gratuito per il paziente. Combattere il dolore significa anche affrontare la selva di luoghi comuni che lo riguardano, soprattutto in sala parto. La scelta del parto in analgesia è una decisione personale che deve poter contare su una visuale chiara e alcuni dati certi. Per partorire senza sentire dolore è possibile ricorrere all'anestesia epidurale o peridurale, la tecnica che determina un'insensibilità parziale del corpo e consente alla donna di non perdere conoscenza e di avvertire le contrazioni. Non è vero che partorire in analgesia è un lusso che può permettersi solo chi ha la disponibilità di sostenerne i costi. E ampliando il discorso alle strutture, non è vero che la scelta di far nascere il proprio figlio in maniera medicalizzata e non in una struttura privata accreditata potrebbe comportare dei rischi nel caso il nascituro dovesse presentare delle complicanze. Ormai abbiamo a disposizione delle tecniche piuttosto sofisticate e avanzate che ci garantiscono un'analgesia di parto sicura con un massimo comfort delle mamme. Anche del tutto recentemente le tecniche stanno modificandosi sempre verso una analgesia il più fisiologico possibile. È ovvio che il parto in analgesia è comunque un parto
in qualche modo medicalizzato, c'è l'intervento dell'anestesista, quindi c'è comunque un intervento medico-sanitario, però si cerca di essere il più fisiologici possibile, cioè di assecondare il più possibile il parto spontaneo. Lei ha il polso della situazione, sono tante le donne che chiedono di partorire in analgesia? Sono tante, il numero è diciamo, in qualche modo crescente. È largamente disponibile in città l'analgesia di parto, fortunatamente, insomma, da un periodo pionieristico in cui si era in pochi a fare questo tipo di trattamenti. Inizialmente si facevano giusto al San Giovanni di Dio, ma sto parlando degli anni '80, insomma, adesso diciamo, tutti gli ospedali pubblici cittadini garantiscono questo tipo di attività, che è gradita alle mamme, per cui la richiesta c'è. Ovviamente è una delle opzioni che noi forniamo, cioè nel senso che si continua a partorire nella maniera naturale, ovviamente, ma questa è un'opzione che è comunque disponibile. Nelle strutture private accreditate come nel pubblico si può venire a partorire senza dolore con tutti i comfort adeguati? Sì, certamente, le strutture private accreditate in quanto tali sono accreditate come il pubblico e quindi devono offrire le stesse garanzie e le stesse coperture della struttura pubblica. Poter partorire nella struttura nella quale si vuole partorire oggi sicuramente è una realtà, la sicurezza è garantita dagli standard e certamente risponde ai requisiti nazionali. Per quanto riguarda l'annoso problema del controllo del dolore durante il travaglio di parto e durante il parto, fortunatamente è molto positivo. La Federdolore, la CCD, che è la società che adesso racchiude tutte le società che si occupano di dolore, puntualmente e annualmente fa appunto il punto della situazione. Innanzitutto il controllo del dolore durante il travaglio viene esercitato adesso univocamente con la cosiddetta peridurale o epidurale, che adesso va molto di moda ed è molto conosciuta, fortunatamente, perché grazie a questa tecnica, che io definirei meravigliosa, si ha un ottimale controllo del dolore durante il travaglio, non solo interrompendo quel circolo vizioso che, partendo dalle problematiche metaboliche della donna, arrivano a interferire sulla respirazione, sullo stato di benessere fetale, ma soprattutto perché evitano tutti quei traumi che purtroppo il travaglio di parto e il parto possono determinare se non c'è un adeguato controllo del dolore e quindi impediscono alla donna di programmare un'eventuale altra gravidanza.